Buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Buon venerdì a tutti. Oggi è venerdì e quindi alle 13 vi ricordo l'appuntamento con Ecovisioni e con Andrea Ferrazzi. Ci sarà un ospite molto importante, vi dico soltanto che è stato ministro della nostra Repubblica e parleremo di finanza e di sostenibilità. Tante le notizie di cui parliamo oggi, la cronaca ovviamente. Vi faccio solo vedere un flash da Padova, perché è in corso un importante convegno all'Università di Padova in cui si parla degli scenari internazionali. Lo vedete moderato dal direttore del TG di La 7, Enrico Mentana, e fra poco ci sarà anche presente a parlare il ministro della Difesa Guido Crosetto, che è stato invitato appunto a questo importante convegno e che è già arrivato e fra poco appunto sarà presente per parlare. È chiaro che in questa situazione internazionale con i venti di guerra sarà importante anche capire cosa dirà Crosetto, che ha già un po' anticipato in queste ore la situazione dell'Italia, ha tranquillizzato dicendo l'Italia è fuori da ogni ipotesi di guerra. Sapete che soprattutto in questo nord-est, il nostro nord-est, la vicinanza delle basi americane a Vicenza e ad Aviano preoccupa molto. Dice Crosetto, ha detto Crosetto sulla stampa in queste ore, l'Italia è fuori da qualsiasi ipotesi. Vedremo appunto cosa dirà fra poco. Chiaramente sarà interessante capire dopo, quando avrà finito il suo intervento, cosa ne pensa, capire cosa ne pensa e come commenta anche quella che sembra ormai tramontata come ipotesi del terzo mandato. Fra poco allora ci ricollegheremo con Padova, dove ci sono per noi Francesco Ratai e Tommaso Migotta. La cronaca ci parla di un incidente avvenuto lungo la A4 questa mattina tra Portogruaro e San Stino di Livenza. Vediamo nelle immagini un tir che trasportava pellet in fiamme e quindi è stato necessario deviare il traffico sul bypass A28 A27 per chi proveniva dalla direttrice Udine-Trieste. Incendio che si è verificato nel tratto appunto Portogruaro-San Stino, scaturito dallo pneumatico sinistro dell'auto articolato, come vediamo nelle immagini. Ad accorgersene subito una pattuglia della polizia stradale di passaggio per controlli, che ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Rapido intervento per staccare il rimorchio, l'intervento poi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, nessuna conseguenza per il camionista. Ovviamente numerose le code che si sono formate, ovviamente le operazioni per smassare il pellet e bonificare la carreggiata hanno costretto la concessionaria alla chiusura del tratto della A4 Portogruaro-San Stino e quindi l'uscita obbligatoria a Portogruaro. Un altro incidente la scorsa notte invece tra auto e moto sul costo a Cogollo del Cengio, ferito il Centauro. Incidente stradale intorno alle 20 che ha coinvolto un'auto e una moto, avvenuto lungo la strada provinciale 349 del Costo. Centauro rimasto ferito a seguito dello scontro e la moto è finita in una scarpata a circa 10 metri di profondità rispetto alla sede stradale. Ad intervenire i vigili del fuoco che hanno recuperato la moto. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato all'ospedale di Sant'Orso, presenti anche i carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza. E soltanto ieri sera c'era stato invece un altro incidente mortale con purtroppo un Centauro vittima. Era successo a Sant'Orso ieri sera, lo scontro nel parcheggio dell'ospedale Alto Vicentino, all'altezza di una rotatoria che immette nel parcheggio dell'ospedale Alto Vicentino. Il Centauro aveva perso il controllo del mezzo e si era schiantato sul guardrail morendo sul colpo, quindi una vittima e un ferito in sella alla moto in poche ore nel Vicentino tra Sant'Orso e Cogollo del Cengio. Siamo a Fontaniva adesso con Chiara Gaiani e Federico Cibotto, perché in queste ore è il momento dell'addio molto composto e silenzioso, ce lo racconterà Chiara Gaiani. Ha fatto scena il 58enne vittima di quello che resta tuttora un giallo ucciso da un colpo di pistola e ancora non si è capito chi è il responsabile di questo omicidio. Chiara Gaiani.
Sì Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori, lo dicevi, è davvero un momento di saluto silenzioso e composto, quello che si sta vivendo all'interno del centro Nicolini di Fontaniva. Tutta la famiglia di Fatos Cenai è riunita attorno alla sua salma, arrivata proprio una mezz'ora fa dall'ospedale di Padova. Fatos Cenai attorno a sé ha la moglie con i 2 figli, il genero e anche le 2 adorate nipotine. Un momento di saluto laico, all'interno la famiglia, c'è davvero un silenzio che racconta tutto il dolore che si sta vivendo proprio in questi minuti, e alla spicciolata stanno entrando persone di Fontaniva per portargli un composto e silenziosissimo saluto. L'8 giugno scorso, lo ricordiamo, proprio qui a Fontaniva, mentre si stava recando al lavoro di primo mattino, l'8 giugno era una domenica, Fatos Cenai è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa. Dapprima sembrava un incidente, infatti era stato soccorso da 2 guardia caccia che erano presenti e hanno visto il triciclo su cui di solito lui si muoveva proprio riverso in un fossato nella strada che porta a una fattoria didattica, dove Fatos Cenai, che era arrivato un paio di anni fa dall'Albania per ricongiungersi alla moglie e alla figlia che vivono qui da parecchio tempo, qui lavorava nella fattoria didattica. È un giallo, la sua morte è avvenuta dopo 3 giorni di lotta disperata per la vita nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Anche l'autopsia sul suo corpo purtroppo non è stata d'aiuto agli investigatori dei carabinieri, che stanno cercando di capire che cosa sia accaduto, perché non è stato possibile nemmeno stabilire il calibro del proiettile che lo ha raggiunto. Fatos Cenai in Albania ha a lungo lavorato come agente penitenziario, qui tutti lo raccontano e lo ricordano come una persona molto buona e molto mite, un po' schiva perché la lingua non l'aveva ancora imparata bene. Ovviamente vi racconteremo tutto quello che accadrà nei prossimi minuti. Fatos Cenai da qui poi raggiungerà il cimitero di Fontaniva, dove riposeranno i servizi di questa sera. Grazie a Federico Cibotto per la sua collaborazione tecnica. Nicola, la linea può tornare allo studio. Grazie a Caragiani. Torniamo alla cronaca con la Guardia di Finanza di Treviso, che ha sequestrato un tir di un'azienda polacca che trasportava 13 tonnellate e mezza di gas refrigerante non rigenerato stoccato in 1360 bombole provenienti dalla Cina. In base al regolamento europeo, dal 1 gennaio scorso questo gas non può essere utilizzato in forma pura, perché è ritenuto una delle cause del riscaldamento globale. Allora i finanziari trevigiani, dopo aver fermato in mezzo a un posto di controllo nell'area di sosta autostradale a Roncade, hanno analizzato la documentazione scoprendo le incongruenze. Il tir risultava effettivamente partito da un deposito doganale slovacco, ma non era diretto a Dunkerque, bensì a una località di Salernitano, il cui indirizzo era stato memorizzato nel navigatore satellitare. È stato ovviamente sequestrato tutto il materiale irregolare e pericoloso per l'ambiente. Torneremo alla cronaca fra poco, adesso a Vicenza, Daniele Garbin per parlare dell'estate calda dei cantieri TAV a Vicenza. Buongiorno Daniele. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Si conferma, ecco, alle mie spalle in questo momento siamo proprio al confine con Vicenza e Altavilla, proprio quella è la linea ferroviaria, proprio Milano-Venezia. In questo momento il collega Simone Squarcina ve la fa vedere. Proprio in questo punto c'è il passaggio di consegne, diciamo, tra il comune di Altavilla e Vicenza, perché effettivamente la linea e i lavori del secondo tratto della TAV è programmati a iniziare proprio a luglio. Ieri c'è stato un incontro in prefettura con i rappresentanti di Iricav che presuppongono, ipotizzano l'inizio dei lavori intorno alla seconda settimana di luglio, tra l'8 e il 10. È un problema dal punto di vista organizzativo, anche perché poi c'è da calcolare quello che potrebbe essere un problema di disordini. Il calore, come dicevamo, non solo delle temperature, ma anche proprio dal punto di vista sociale, perché sono già annunciati dei possibili manifestazioni, interventi del movimento che si notava, ecco, diciamo così, gli antagonisti, che hanno già occupato, ricordiamo,
ricordiamo il bocciodromo e la parte del parco ai Ferrovieri, il parco Lanerossi, che sono poi le prime fasce che andranno sgombrate. Probabilmente sarà necessario fare intervenire le forze dell'ordine e il conto di prefettura dovrà anche fare il punto di questo. Insomma, effettivamente ci si prospetta un'estate calda per la TAV sotto vari punti di vista. Uno di questi è anche i collegamenti ferroviari. Per esempio, già annunciato uno stop ai treni di 21 giorni ad agosto. Ecco, ma per fare un riepilogo di tutto, un nostro servizio ha proprio ricostruito quello che sono le tappe in questo momento dei lavori, e con questo restituisco la linea. Stop estivo per i lavori di potenziamento della rete ferroviaria per quanto riguarda la linea alta velocità, alta capacità. Dal 4 al 24 agosto ci sarà l'interruzione della linea tra Verona, Porta Nuova e Vicenza, che riguarderà anche il nodo di Vicenza, con la contestuale sospensione della circolazione tra Vicenza e Schio. Garantita invece la tratta Vicenza-Treviso. Lavori di riqualificazione e manutenzione connessi al lotto Verona-Bivio-Vicenza inserito nel PNRR e del secondo lotto attraversamento di Vicenza. Sospese anche le fermate ferroviarie di Lonigo dal 24 giugno al 24 agosto e di Montebello Vicentino dal 24 giugno al 7 settembre. I due interventi più importanti sono il rifacimento delle banchine delle stazioni di Montebello Vicentino e di Lonigo. A Lonigo anche realizzazione del nuovo sottopasso di stazione, che sono interventi propedeutici a quella che sarà poi la nuova stazione di Lonigo, che verrà realizzata con il completamento dei lavori dell'alta velocità. Oltre a questo sono previsti una serie di interventi lungo la tratta Verona-Vicenza di tipo tecnologico e infrastrutturale al fine di massimizzare al meglio l'interruzione del servizio ferroviario. Nella stazione di Vicenza sono previsti interventi sul piano dei binari e interventi sulle pensiline e sulle banchine di stazione, che sono propedeutici a quella che sarà in futuro la realizzazione del nuovo sottopasso di stazione. Sono lavori importanti, chiediamo ai pendolari, comunque ai turisti che in questi 20 giorni non potranno usufruire del servizio ferroviario di stringere i denti, ma sono interventi necessari. Ovviamente il servizio sostitutivo c'è. Da Venezia a Verona, da Verona a Venezia, il cliente che è destinato a queste località con Padova non farà alcun tipo di trasbordo, quindi salirà a Venezia, salirà a Padova e scenderà a Verona o viceversa. La relazione lenta tra Venezia e Grisignano di Zocco è garantita, sempre con cadenzamento orario. Le linee chiuse, quindi le linee dove non ci sarà il servizio ferroviario, sarà la tratta Grisignano di Zocco-Verona, con una programmazione di 2 bus che attendono in appuntamento il treno regionale lento che arriva da Venezia. Per quanto riguarda la Vicenza-Schio, è una linea dove non circoleranno treni, abbiamo programmato dei bus sostitutivi. Così dunque le novità. Torniamo alla cronaca. Nel Trevigiano a Paese si respira ancora la paura per il doppio assalto dei rapinatori in moto, la caccia alla banda della moto che ha colpito lungo la Feltrina in poche ore, in pochi istanti nel pomeriggio di ieri. Ho pensato, se non trovano abbastanza soldi che gli soddisfano, non so, spero che non mi sparino, ecco, tutto qua. La prima volta che mi succede, non mi è mai successo, quindi sono un po' scioccato, ecco, perché è una cosa che uno non si aspetta che possa accadere, purtroppo è successa anche a me. Ha temuto davvero il peggio e per questo è visibilmente scosso Marco Silvestri, il farmacista di Postioma, che nel primo pomeriggio si è trovato faccia a faccia con i 2 delinquenti che hanno assaltato la sua farmacia sulla strada Feltrina, all'angolo con via Chiesa, pieno centro. Quindi sono le 3:15, è lo stesso Silvestri a raccontare quegli attimi concitati. 2 persone incappucciate, vestite di nero, mi hanno intimato di dare i soldi e mi hanno detto di buttarmi per terra. Io mi sono buttato per terra, si sono presi i soldi e sono andati via
con una moto a forte velocità, ecco, in direzione verso Ponzano. Al momento dell'irruzione all'interno del locale non ci sono clienti. Le parole dei due uomini travisati dal casco sono inequivocabili, parlano italiano. Dammi i soldi, mi hanno detto di buttarmi per terra, erano abbastanza anche agitati a un certo momento e poi trovati i soldi, diciamo, se ne sono andati, ecco. E là mi sono un po' spaventato quando ho visto che si stavano un po' agitando, perché vedevo che non erano abbastanza, evidentemente per loro, non lo so. Il bottino è quantificabile tra i 4.000 e i 5.000 euro. Sul posto arrivano subito i carabinieri e di lì a poco si apprende che la stessa coppia criminale aveva tentato il colpo anche al vicino Toys Center, il negozio di giocattoli sempre sulla Feltrina. Qui i delinquenti alle 14:40, 5 minuti prima quindi rispetto alla farmacia, hanno forzato la porta antipanico e hanno tentato di prendere una cassa. Non riuscendoci, sono scappati. Sul posto le volanti della polizia. Ora la caccia agli uomini è congiunta, non si esclude possano essere gli autori di altri colpi analoghi avvenuti recentemente nella Marca trevigiana. Non ho visto che avevano armi o no, quello no, però diciamo erano abbastanza decisi, ecco, sicuramente, quindi per non rischiare io non ho fatto reazione, perché sì, insomma, sì, i soldi passano sulla pelle, è una sola, ecco, tutto qua. A proposito di rapine, l'abbiamo raccontato tante volte il caso di Massimo Zen, l'ex guardia giurata di Cittadella, condannata a 9 anni e 6 mesi per l'omicidio del giostraio Manuel Maior, ucciso con un colpo di pistola a Vedelago nel 2017. Ebbene, la Lega, tramite il consigliere veneto dell'intergruppo Lega Veneta Giulio Centenaro, informa che è stata inviata stamattina via posta certificata alla Presidenza della Repubblica la lettera con la richiesta di grazia per Massimo Zen, precisa Centenaro che la richiesta è corredata da una petizione di circa 1500 firme. Massimo Zen, sostiene Centenaro, sta scontando una pena per un gesto compiuto nell'adempimento del proprio dovere mentre cercava di tutelare una banca. Una settimana fa lo ho visitato nel carcere veronese di Montorio, lo stesso Zen che ho trovato combattivo e motivato. Una visita che mi ha lasciato, continua Centenaro, grande emozione sia per il fatto di averlo conosciuto e avergli portato la mia solidarietà in quanto consigliere regionale, sia per aver sollecitato l'amministrazione carceraria a fornirgli le adeguate cure dentali di cui l'ex guardia giurata ha bisogno, problema sollevato da tempo dalla moglie e dal suo avvocato difensore. Quindi la Lega che inoltra alla Presidenza della Repubblica la richiesta di grazia per Massimo Zen. E poi ci sono i giovanissimi protagonisti purtroppo della cronaca, come la quindicenne che ha ricevuto l'ammonimento del questore, il provvedimento dell'ammonimento della questura di Treviso. Era davvero scatenata, botte, insulti e minacce di morte a una compagna di classe, ed è una ragazzina di appena 15 anni. L'aveva presa di mira, la insultava, la offendeva costantemente fuori e dentro la scuola, fino a metterle le mani addosso. Un incubo per una studentessa minorenne perseguitata da una compagna di 15 anni. Tutto è iniziato ad ottobre, quando la bulletta, residente in provincia, ha deciso di tormentarla. Prima lo scherno, poi gli spintoni, soprusi che la giovane ha dovuto sopportare per mesi e mesi, fino a quando, esasperata e terrorizzata dalla compagna, ha avuto la forza di raccontare quello che stava accadendo ai genitori. Insieme si sono presentati dai carabinieri per denunciare. Per la bulla è scattato così un ammonimento da parte del questore di Treviso Alessandra Simone. È già stato notificato alla ragazzina che è venuta nei nostri uffici accompagnata dai genitori e le è stato spiegato il motivo di questo, la ragione insomma di questo provvedimento. La giovane vittima ha raccontato che questi episodi di violenza accadevano anche fuori dalla scuola. In un'occasione la minore ha subito insulti e spintoni fino ad essere colpita da schiaffi al volto, mentre altri minori riprendevano la scena con il cellulare pubblicandola sui social network. L'ultimo episodio a fine aprile, quando la minore, mentre era a scuola, ha ricevuto pesanti minacce di morte. A quel punto la vittima ha scelto con coraggio di parlare. Fondamentale per arginare questi comportamenti è che ci sia una rete, spiega il questore.
Sono convinta che la famiglia e la scuola debbano essere i nostri interlocutori principali e debbano dare una mano alle forze dell'ordine. Voglio anche esternare il mio particolare apprezzamento per la ragazzina che ha subito queste condotte vessatorie, che ha avuto il coraggio ed è stata accompagnata dai suoi genitori, sostenuta dai genitori, per andare a spiegare e a esporre questi fatti. Il provvedimento dell'ammonimento serve a far cessare subito questi comportamenti, non solo. Il nostro obiettivo è appunto colpirli con questi provvedimenti, ma affinché smettano di compiere queste condotte, proprio per cercare di recuperarli, perché il recupero è fondamentale. A proposito di minorenni, c'è un giovanissimo che è in carcere da quando aveva 17 anni dopo un femminicidio terribile e ha suscitato indignazione la diffusione sui social, l'abbiamo raccontato ieri, di alcune canzoni scritte da questo giovanissimo attualmente detenuto in carcere a Treviso, reo confesso dell'omicidio di una coetanea a Roma. C'è stato un esposto dei genitori della vittima, mentre il Dipartimento della Giustizia vuole fare chiarezza. La polemica è anche politica. Ci sono delle verifiche in corso per capire chi e come abbia diffuso le canzoni scritte in carcere dal killer di Michelle Causo, la 17enne romana che nel giugno del 2023 venne prima uccisa brutalmente e poi portata su un carrello della spesa tra i cassonetti dell'immondizia. L'assassino, anche lui all'epoca dei fatti 17enne, oggi 20enne, si trova ora al minorile di Treviso, deve scontare una pena di 20 anni. Quel delitto, secondo i giudici, fu compiuto con ferocia e premeditazione. Scusa mamma, il titolo di una delle canzoni scritte da detenuto e che sono finite sui social, Instagram in particolare, decisamente troppo per i genitori della vittima, autori di un esposto, mentre dal Dipartimento della Giustizia minorile, alla fine di una giornata convulsa, si afferma che video e testi non sono stati postati direttamente dal killer né dall'Istituto di Pena Minorile trevigiano. La stessa canzone, si chiarisce, era stata presentata nel corso di alcuni percorsi di trattamento e festival per giovani detenuti, ma il quadro risulta ancora poco chiaro. Nei mesi scorsi i genitori della vittima avevano denunciato altri messaggi equivoci e violenti, forse attribuibili al ragazzo o a persone a lui vicine. Si parla di un ex compagno di cella. Fosse per me, io lo dico tranquillamente, io adesso vorrei andare a fondo, chiederò anch'io nei limiti di quello che mi è concesso e voglio capire come da un carcere possa uscire un'informazione online. A me poco interessa che sia l'omicida o un suo collega di cella. Io oscurerei chiunque predica la violenza, i trapper che ho video di gente che insulta la nazione, insulta il buon vivere, insulta la civiltà del nostro paese. Recentemente nel carcere minorile di Treviso per una visita istituzionale si era recato il vice sindaco Alessandro Manera, tra i ragazzi incontrati pure il killer di Michelle, anche se lo ha preso in un secondo momento. L'ho visto per pochissimi minuti assieme ad altri ragazzi, chiaramente stiamo sempre parlando, siamo all'interno di un carcere, quindi ci sono anche delle misure di sicurezza importanti. Io spero che un giorno, uscendo da lì, perché prima o poi uscirà da là, possa capire il tipo di errore immenso che ha fatto, il danno che ha fatto a una povera vittima, ai suoi parenti, e quindi possa aver scontato la pena anche in una forma importante. Allora andiamo a Padova, il momento del Ministro della Difesa Crosetto. Stiamo parlando di scenari internazionali, vediamo cosa dice il Ministro. La rettrice con una battuta. Siamo passati a un mondo in cui contavano i valori, a un mondo in cui conta il valore economico. Siamo passati dall'epoca delle grandi democrazie, delle grandi conquiste sociali, all'epoca delle grandi potenze. E non ce ne siamo accorti. In questo cambiamento, e in questo sono totalmente d'accordo, professore, noi abbiamo un dovere, che è quello di presidiare le conquiste di migliaia di anni che ci hanno portato a codificare un diritto internazionale, che è totalmente diverso da un ordine internazionale, è molto spesso in contrapposizione con un ordine internazionale,
Perché l'ordine internazionale normalmente è imposto da qualcuno, il più forte, che può decidere che quel diritto in alcuni casi non conta, che è quello che viviamo adesso, in cui riusciamo a coniugare perfettamente il diritto internazionale in una situazione, in un'altra ce lo dimentichiamo, in un'altra lo mettiamo da parte, perché prevale una visione di ordine internazionale rispetto a quella di un diritto diffuso internazionale. Questo perché è morta la multilateralità, l'ONU conta come l'Europa nel mondo, niente, meno di una nazione, non meno degli Stati Uniti, meno della Cina, tra poco meno dell'India, meno di Israele. Il mondo nuovo in cui viviamo è un mondo dove la lotta non è solo quella che vediamo combattere per pezzi di territorio, la lotta è la supremazia tecnologica. La lotta del futuro tra le grandi nazioni, che si combatte soprattutto tra Cina e Stati Uniti, che è quella di sottofondo, è sulla supremazia tecnologica. Chi il primo che arriverà sull'intelligenza artificiale coniugata col quantum computer a vincere la sfida governerà il mondo. Lo disse 12 anni fa, una persona che non era uno scienziato, si chiamava Vladimir Putin, 12 anni fa. Ma voi sapete benissimo che parlare di intelligenza artificiale non significa parlare di risorse, perché Trump è interessato alla Groenlandia, per 50.000 abitanti della Groenlandia, perché la sfida del futuro si vince, ad esempio, con l'intelligenza umana, con la costruzione di algoritmi, con lo sviluppo di model language sempre più complessi e con meno sempre vincoli morali, come sta facendo la Cina, una catena di approvvigionamento energetico costante, perché sappiamo tutti che l'intelligenza artificiale, come i grandi cerchi di immagazzinamento dati, richiede una capacità di potenza e di produzione energetica superiore a quella che abbiamo. Materie prime, vogliamo parlare della dipendenza dell'Europa, che non è più un attore globale però, neanche nella sua interezza, per 1000 motivi. Poi riapro una parentesi, non ha materie prime, non ha materie energetiche, ha un'età media di popolazione che arriverà a 47 anni. L'Italia nel 2100 avrà 27 milioni di abitanti in meno di quelli che adesso, solo per capirci quali sono le prospettive di crescita, e l'Africa nel 2100 avrà 3 milioni e 700 mila abitanti, 3 miliardi e 700 milioni di abitanti, a 100 chilometri dall'Europa. Ma a oggi gli Stati Uniti dipendono dalla Cina per le terre rare all'80%. L'Europa dipende dalla Cina per le terre rare al 100%. Le terre rare sono la base della costruzione di qualunque futuro tecnologico. Quella è la grande sfida che c'è al di sotto anche delle guerre, del riassestamento dell'ordine mondiale che vediamo. E in questo noi abbiamo due necessità, una nazionale, perché siamo una nazione, e una internazionale. Io ho il compito in questa nazione di pensare alla sicurezza e alla difesa, assieme ad altri attori della sicurezza, al Ministero della Difesa e della Difesa, che non posso assicurare sicuramente da solo, che posso assicurare solo attraverso alleanze internazionali, l'unica che abbiamo per assicurarla adesso è la NATO, che mi tengo ben stretto, perché altrimenti io non sarei in grado di assolvere il compito che devo assolvere per mandato. L'altro è la sicurezza, che è un termine molto più complesso, perché ci rientra quella economica, quella sociale, perché sicurezza significa la possibilità di una nazione di crescere, di ogni individuo di una nazione di crescere in libertà, ed è molto più complesso, perché la mette a disposizione degli equilibri mondiali, cioè la mette nelle mani di altri attori che non siamo solo noi e che noi stessi non possiamo determinare. Noi possiamo concorrere a costruire le condizioni migliori, e in questo io sposo totalmente l'idea del professor Mascia di lo dico da tempo, ma l'ho detto alla NATO,
Lo dico all'Assemblea NATO, che fin quando non faremo crescere organismi multilaterali non avremo nessuno in grado di garantire delle soluzioni di pace ai conflitti che si aprono, perché le soluzioni di pace ai conflitti che si aprono non possono essere portate avanti dagli stessi attori dei conflitti o dagli alleati degli attori dei conflitti. Devono essere portati a casa da qualcuno che sia terzo. Per quello nascono le organizzazioni multilaterali. Professore, io alla NATO da 2 anni e mezzo, lo sa Lorenzo perché lo racconto al Copasir, lo dico anche qua, da 2 anni spiego alla NATO che la NATO non ha più ragione di esistere, perché una volta il centro del mondo era l'Oceano Atlantico, adesso il centro del mondo è il mondo. Il mondo una volta erano gli Stati Uniti e l'Europa, adesso gli Stati Uniti continuano a essere rilevanti nel mondo, l'Europa meno, ma c'è tutto il resto del mondo, non solo il sud del mondo, i grandi attori con cui va costruito un rapporto, perché se la NATO nasce per garantire mutua difesa, per garantire la pace, più aumenta, più diventa un'organizzazione che si prende questo compito a livello mondiale, parlando col sud del mondo, dal Brasile all'India, tanto per capirci, all'Australia, al Giappone, e diventa in qualche modo qualcosa di profondamente diverso, in cui l'articolo 5 diventa la base dell'ONU, cioè di un organismo multilaterale a difesa di un mondo sempre più integrato nel garantire la pace, oppure noi non raggiungeremo l'obiettivo che ci poniamo tutti, che è quello di avere una sicurezza in cui tutti possano confrontarsi all'interno di regole che valgono per tutti. Solo lì puoi costruire e dare forza al diritto internazionale, perché il diritto internazionale senza una forza dietro non esiste. È come la raccomandazione della mamma. Se non ci sono sanzioni e conseguenze quando non viene rispettato, e se le sanzioni e le conseguenze vengono fatte rispettare dal massimo delle nazioni possibili. Allora noi abbiamo davanti questo mondo difficile e complesso, e in questo mondo difficile e complesso siamo poco. Contiamo poco come potenza, ma moltissimo come possibilità di contaminazione positiva, perché ci portiamo dietro, e non lo dico perché sono in quest'Aula, centinaia di anni di integrazione, di dialogo, lo diceva prima anche il Presidente Zaia, di convivenza. Ci portiamo un approccio alle cose del mondo che è un patrimonio straordinario. Questa è la prima università che nasce senza bolla papale, no? Quindi potevano venire qua anche quelli degli altre religioni. Perché sono arrivati qua ebrei, islamici, protestanti e laici? Perché qua potevano. E noi ci portiamo dietro nel nostro patrimonio genetico la somma di tante piccole Padova che sono aperte e ci sono sempre state nel nostro paese. E l'Europa si porta dietro centinaia di anni di errori drammatici fino alle guerre mondiali, in cui ha costruito con fatica conquiste sociali, diritto internazionali, garanzie collettive e non singole, non nazionali. E questo è il nostro compito in questo periodo, compito difficile da assolvere, perché, ripeto, sarà il periodo in cui conta il gas, il petrolio, i minerali, il numero di soldati, il numero di bombe, il numero di aerei, la capacità nucleare, perché purtroppo abbiamo cambiato epoca. E ritrovare un ruolo per noi e per il multilateralismo, per l'Europa in quest'epoca, deve partire dalla considerazione che non siamo più il centro del mondo. Non lo siamo perché siamo totalmente divisi, perché guardi, io tutte le volte che vado in Francia mi rendo conto che il partito meno nazionalista francese è più nazionalista del più nazionalista italiano. Il partito più a sinistra in Francia è più nazionalista di quello più nazionalista in Italia, perché ognuno ha la sua storia dietro. E quindi la difficoltà francese di condividere la politica estera nell'Europa è probabilmente il blocco principale e bisogna lavorare lì se vogliamo avere una politica unica europea, perché è il blocco più difficile da superare. Allora la difficoltà di gestire ovviamente una situazione del genere dal punto di vista europeo, in un'Europa che è molto divisa tra nazioni, non dovrebbe essere così, ma anche l'importanza di una contaminazione positiva, dice Crosetto, da parte del nostro paese, ovviamente in riferimento a
la possibilità, la necessità di una trattativa di fronte a un'escalation sempre più forte. Netanyahu in queste ore dice: fermeremo programma nucleare e capacità balistiche iraniane con o senza Trump. Insomma, questa è la situazione. Torneremo a collegarci fra poco. Noi adesso andiamo in pubblicità, ripartiamo però dalla cronaca e ripartiamo dalla tragedia avvenuta sul Piave 2 giorni fa a San Biagio di Callaltea, con l'appello del papà della vittima che dice: fate qualcosa, chiudete il Piave. È arrivato a dire questa cosa molto forte per chiedere di fatto che ci siano davvero i controlli. Tutto questo mentre però la gente continua a tuffarsi dove c'è anche il divieto di balneazione. Ripartiamo dalla cronaca e poi torniamo a Crosetto. Rieccoci in diretta. Allora, sta per concludersi il discorso del ministro Crosetto, il ministro della difesa. Allora torniamo a Padova, poi vediamo i servizi sul Piave. Perché questo scontro inizierà tra Stati Uniti e Cina? Vedete, questa è l'Africa. Erano i principali paesi che collaboravano con l'Africa dal punto di vista commerciale nel 2003 e questo è il 2023. Quello rosso è la Cina. Questo è quello che sta accadendo nel mondo. Questo è il mondo colorato nello stesso modo. Nel 2000 il blu sono gli Stati Uniti, nel 2024 il rosso continua a essere la Cina. Questo è lo scontro che sotto tutti quelli che vediamo sta avvenendo nel mondo. Questo è il nuovo assetto, il nuovo ordine che si sta discutendo. All'interno di questo non mi pare che i valori che noi pensiamo siano fondamentali per la convivenza tra Stati abbiano più il peso che avevano fino a 10-15 anni fa. Sta a noi riportarli al centro della discussione e io penso che la NATO, dove prima vi diceva Lorenzo vorrebbe venire nel taschino, io vorrei andare nel taschino di un altro, invece può essere magari da un'altra parte, può diventare nella mia testa uno degli strumenti per preservare questi valori, legando le persone e gli stati che ci sono, aumentandone la grandezza e conservando all'interno di quell'organizzazione di valori. Perché all'interno di quell'organizzazione? Vedete, c'è una cosa che accade alla NATO è che ogni persona che interviene, che sia il mio collega americano, che sia il mio collega estone, ha lo stesso tempo e ha lo stesso peso per rappresentare le sue esigenze e ha lo stesso peso per rappresentare i suoi valori, come le Nazioni Unite. Se le organizzazioni nei quali ogni Stato ha la possibilità di rappresentare la sua voce e la sua storia, indipendentemente dal peso che ha, continuano a rimanere forti, allora la democrazia, i valori e il diritto internazionale possono avere un peso. Il giorno in cui moriranno i consessi nei quali i paesi possono avere voce, anche se non hanno forza, allora morirà il diritto internazionale. I luoghi nel quale questo è possibile, i consessi nel quale questo è possibile vanno difesi con forza, perché difendendo quelli noi difendiamo il futuro nostro e dei nostri figli. Grazie. Del ministro Crosetto, fra poco vediamo se il nostro Francesco Ratai con Tommaso Migotto riuscirà ad avvicinarlo, anche perché cerchiamo di capire se parlerà o meno del terzo mandato, l'altra grande questione politica, ovviamente certamente diversa dal tema della guerra, e fra poco torniamo a collegarci con Francesco Ratai. Allora vediamo adesso, torniamo un secondo su Padova, vediamo un attimo solo, chiedo alla regia Francesca Pezzo. Ecco, stiamo vedendo, è finito in questo momento credo tutto l'intervento. Può essere che in questo momento allora ci avviciniamo per le interviste. Restiamo qui, allora restiamo in diretta. Dunque l'importanza della NATO come strumento e l'importanza, dice Crosetto, di portare i valori, i nostri valori al centro del dibattito, perché il tema, lo abbiamo detto tante volte anche in Ecovisioni, peraltro, che fra poco, fra un quarto d'ora inizia, il tema è economico. Questi conflitti sono sostanzialmente conflitti che nascono dall'economia, e c'è un fronte globale che è Stati Uniti da una parte e Cina
dall'altra. Allora vediamo se, ecco, c'è l'abbraccio con Zaia, vediamo se riusciamo ad avvicinarci a Crosetto per capire anche molto concretamente i rischi di questo conflitto che potrebbe davvero assumere toni globali nel momento in cui Trump decidesse, ha dato 15 giorni di tempo, decidesse davvero di intervenire direttamente con le armi in Iran. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci, perché ecco, sulla stampa in queste ore abbiamo letto sui giornali dichiarazioni di Crosetto che tranquillizzava ovviamente gli italiani dicendo l'Italia è fuori dalla logica della guerra. Ovviamente i nostri timori sono riferiti alla presenza delle 2 basi americane nel nostro territorio a nord-est, cioè a Vicenza e ad Aviano, e quindi chiaramente un intervento diretto degli Stati Uniti comporterebbe certo dei rischi, perché l'Iran ovviamente attaccherebbe anche la presenza, i siti militari americani negli altri paesi. Allora vediamo se riusciamo ad avvicinarci al ministro Guido Crosetto, e poi c'è l'altro tema. L'altro tema non sappiamo se poi ne parlerà, se vorrà parlarne, ma noi chiaramente facciamo il nostro mestiere e glielo chiederemo, se davvero è finita l'ipotesi del terzo mandato. Martedì è il termine ultimo per presentare quell'emendamento che potrebbe iniziare il tema dello sblocco del terzo mandato. Siamo davvero agli sgoccioli, ma ci sono i veti incrociati, abbiamo letto anche in queste ore. C'è Forza Italia che chiede in cambio lo ius scholae, la Lega che ha alzato un muro su questo, e quindi davvero pare che non ci sia più possibilità per il terzo mandato, che la Lega continua a chiedere e che aveva visto un'apertura di Fratelli d'Italia, ma con il no di Forza Italia. Il ministro Tajani aveva parlato, creando non poche polemiche, aveva evocato addirittura Hitler e Mussolini, parlando del fatto che anche Hitler e Mussolini erano stati eletti dal popolo. Il nostro Francesco Ratai sta cercando di seguire insieme agli altri giornalisti, credo, un luogo, una sala dove verrà intervistato il ministro. Allora, in attesa di questo, vediamo i servizi sul Piave. Prima di tutto l'appello del papà dell'ultima vittima, con questa richiesta davvero accorata: chiudete il Piave. Andato al fiume, un fiume tanto pericoloso come questo fiume, le chiedo al governo che per piacere, per favore, chiude questo fiume, tanti ragazzi che hanno morto colpa del fiume. Veramente questo è un dolore forte. È un messaggio disperato quello del papà di Daniel Denis Navas Reyes, il 21enne morto annegato nel Piave in un pomeriggio tragico di metà giugno. La famiglia, di origini venezuelane, residente a Pasiano di Pordenone, non si dà pace, non può darsi pace. Il giovane stava prendendo il sole con un gruppo di amici sugli isolotti di Ghiaia del Fiume, sotto il ponte sulla Postumia, tra Fagare della Battaglia e Ponte di Piave. Qui si è tuffato per non riemergere più. L'allarme, partito da un'amica che inizialmente aveva parlato di 2 dispersi, ha portato a una vera e propria mobilitazione: pompieri su M118, carabinieri. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno trovato poco distante, a qualche metro di profondità. Da qui le operazioni di recupero, lo shock degli amici, il dolore lacerante dei familiari accorsi sul posto. Il 21enne, da quello che si apprende, era un esperto nuotatore, ma il Piave non gli ha concesso sconti. Di tragica fatalità parlano gli stessi inquirenti che nelle scorse ore, dopo aver raccolto le testimonianze di amici e testimoni, hanno restituito la salma ai familiari. Di Daniel Dennis resta il ritratto del padre. Una persona trabajadora, de trabajo, lavorava in una fabbrica, Prolitalia,
una persona giovane, con tutto il futuro più avanti. Il ragazzo era una persona tutto corretta. Dalla tragedia privata nasce una richiesta collettiva: impedire che altri giovani trovino la stessa morte di Daniel Dennis, così lo zio Moreno. È modo di mettere tanto controllo su questa cosa, magari più controllato, o magari anche chiuderlo, visto che ogni anno ci sono tante famiglie che soffrono per questa cosa. Chiedo per piacere altra volta che chiude questo fiume, per favore, attento, con tanti ragazzi giovani, con futuro. Queste dunque le parole del padre. Intanto proprio ieri, il giorno dopo, ci si continuava a tuffare sul Piave. C'è chi continua a fare il bagno come se nulla fosse nelle acque del Piave all'indomani della tragedia. Quella che di fatto è una cattiva vecchia abitudine riguarda proprio tutti, giovani e meno giovani. Eppure il luogo della tragedia, costata la vita al 21enne Daniel Dennis Navas Reyes, è tristemente noto. A parlare è Rino Lisetto, consigliere comunale a San Biagio di Callalta, memoria storica del luogo. Noi lo diciamo un torqueo che ha la funzione di girare, di andare giù e ti butta. Se tu non sai nuotare ti anneghi, perché quando ti senti trasportato da questo torqueo ti muovi. Se invece tu stai fermo, il torqueo ti porta giù e d'altra parte ti butta su. Cioè è questione di breve tempo. Se invece tu dentro ti agiti, te resti là. Più in generale si riaccendono i riflettori su quello che sarebbe un divieto generale, quello di fare il bagno nelle acque del Piave. Lo ribadisce la sindaca Pillon, lanciando di fatto un appello anche ai tanti frequentatori dell'area che arrivano da fuori comune. Non ci sono le condizioni per consentire la balneazione in sicurezza. La balneazione in sicurezza ci può essere al mare, dove ci sono i bagnini, dove ci sono anche eventuali soccorritori, ma qui assolutamente non è possibile. Il fiume Piave ha delle correnti molto forti, si creano anche dei vortici che appunto non lasciano scampo, e quindi ne approfittiamo ancora una volta per lanciare un appello e ribadire di prestare la massima attenzione e ricordare il divieto di balneazione che è vigente. Il tema riguarda tutti i comuni riveraschi del Piave, chiede un tavolo urgente con tutti gli enti coinvolti, Demagno incluso, il sindaco di Spresiano. È evidente che una cartellonistica senza una regola decisa possa servire bene a poco, e quindi io credo che sia davvero il caso che ci si trovi tutti assieme e si decida una volta per tutte come gestire il Piave. Regole certe, omogenee e soprattutto che possano portare ad evitare questo tipo di tragedie. E intanto andiamo a Marostica. Un'enorme voragine si è aperta in mezzo alla strada nella frazione collinare di San Luca, una voragine che porta dritta nelle gallerie scavate nella Seconda Guerra Mondiale come opera difensiva del territorio. Il nostro Ferdinando Garavello si è occupato di questa vicenda, guardiamo. Non c'è ancora, mi dicono che non c'è ancora il contributo da Bassano. Mi risultava pronto, ma non importa. Allora andiamo dall'udienza, torniamo a parlare del caso dell'ex prefetto Francesco Messina, il prefetto di Padova, indagato con l'accusa di peculato continuato. Ieri l'udienza, ma è stata aggiornata a ottobre per la decisione se rinviarlo o meno a giudizio. Ha ribattuto punto su punto tutti i 53 episodi che gli sono stati contestati Francesco Messina, ex prefetto della città di Padova, che ieri si è presentato in tribunale per l'udienza preliminare del procedimento che lo vede indagato per peculato. A Messina è contestato di aver utilizzato gli autisti della prefettura per viaggi e commissioni private in un lasso di tempo che va dal luglio 2023 al settembre 2024. Il suo legale, Alberto Berardi, ha spiegato al GUP che sulla base di una circolare del Ministero dell'Interno i prefetti sono in servizio permanente 24 ore su 24, da qui la legittimità dell'utilizzo costante dei mezzi di servizio necessari a garantire un intervento immediato in caso di urgenza
d'urgenza. La prima udienza si è conclusa con un nulla di fatto. Tutto è stato rinviato al 23 ottobre, quando il GUP deciderà se procedere o meno con il rinvio a giudizio. Da Udine, con la condanna a 1 anno e 4 mesi per il dirigente di polizia Giovanni Belmonte, il PM aveva chiesto l'assoluzione, invece a sorpresa è arrivata una condanna. L'accusa è pesante: prostituzione minorile. Colpo di scena nel processo per prostituzione minorile a carico del vicequestore Giovanni Belmonte. Il collegio del Tribunale di Udine, presieduto da Daniele Faleschini Barnaba, giudice a latere Camilla Del Torre e Roberto Pecile, non ha accolto la richiesta di assoluzione avanzata sia dal pubblico ministero che dalla difesa, sostenuta dall'avvocato Stefano Comand, e lo ha condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, più interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena e interdizione perpetua dal frequentare luoghi con presenza di minori. La prudenza suggerisce sempre, a fronte di queste straordinarie sorprese di esito, il contenimento dei commenti. È certo che c'è uno sconcerto di fondo, ma non solamente per le conclusioni che la pubblica accusa stessa aveva adottato, e ricordiamo essere una richiesta di assoluzione, ma proprio per lo stesso discorso che la pubblica accusa aveva fatto rispetto all'accusa, che entra in processo come processo indiziario. Che qualcosa non stesse andando come Belmonte si aspettava si è intuito dalla lunghezza della Camera di Consiglio. I giudici, prima di decidere, si sono ritirati per oltre un'ora. Belmonte, funzionario di polizia in servizio presso la questura di Udine all'epoca dei fatti contestati, poi trasferito a Treviso, era finito nei guai come conseguenza di un errore giudiziario nei suoi confronti, quando per uno scambio di persona era stato indicato da una ragazza minorenne che si prostituiva online come uno dei suoi clienti. Scagionato da quella accusa, la procura di Bologna, che aveva indagato e messo le mani sul suo telefonino, aveva scoperto una chat di 7.000 messaggi tra Belmonte e un'altra ragazza. Quest'ultima, anche in aula, ha però sempre negato di aver avuto rapporti sessuali con lui prima della maggiore età. Da qui la richiesta di assoluzione anche da parte del PM, poi il colpo di scena con la condanna. Nessuno di questi indizi è stato confermato durante l'istruttoria dibattimentale, per cui posso solo pensare che il Tribunale di Udine sia andato oltre in ogni valutazione possibile, ma è certo che dovremmo attendere la lettura delle motivazioni di questa sentenza, che fin d'ora possiamo dire impugneremo con massimo impegno. Lasciamo la cronaca giudiziaria, prima della pubblicità parliamo di altissima tecnologia, parliamo di cybersicurezza con la nascita della prima rete di comunicazione quantistica tutta veneta, presentata ieri mattina nella sede di CAV. Una rete di comunicazione all'avanguardia che garantisce uno scambio sicuro e inviolabile di dati tra istituzioni, aziende e cittadini. Si chiama VenQCI ed è la prima rete quantistica regionale d'Italia, progettata e realizzata da Regione Veneto, CAV e Università di Padova. Un passo in avanti, una tecnologia ancora nuova che oggi presentiamo, che dimostra la volontà di una regione a guardare avanti, insomma, di riuscire a garantire il funzionamento del quotidiano, così come fa ogni giorno la Regione del Veneto, nei dati, nella sicurezza, nella produzione di tutto quello che riguarda sanità e macchina amministrativa, ma traguarda a quelle che sono le nuove tecnologie, e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione di un progetto nato qualche anno fa che oggi è un prodotto concreto. La rete infatti è già attiva tra le province di Padova e Venezia ed è composta da 5 nodi quantistici, ognuno dotato di dispositivi per la generazione e lo scambio di chiavi quantistiche, distribuiti su un'area di circa 40 km, per rendere il sistema ancora più sicuro. Permette la sicurezza la trasmissione di un dato sicuro, che non avrete letto qualche mese fa tutti sui giornali, no? Che è quello che è successo perché Google non funzionava sulla Brennero, no?
la Brennero era vuota e la statale per Vipiteno era pienissima. Questo perché? Perché Google dava un'informazione sbagliata su come si distribuiva il traffico. Ecco, questo non può capitare. La cosa importantissima è che il dato che viene trasmesso da un punto all'altro sia il dato corretto e sicuro. BenQCI si basa su tecnologie che sfruttano i principi della meccanica quantistica per generare e distribuire chiavi crittografate in grado di proteggere le comunicazioni da qualsiasi tentativo di manomissione o intercettazione. In questo caso uno opera sapendo che se avviene un cortocircuito in uno dei computer non scompare automaticamente tutta l'informazione su chi in questo momento è in transito nell'autostrada o ha pagato o non ha pagato oppure dove si è formata una coda, ma sa che c'è una copia che si può utilizzare e può sostituire questo nodo che è venuto a mancare. L'importanza davvero della cybersicurezza in questo periodo, sappiamo quanto è fondamentale. Allora, il Ministro della Difesa Guido Crosetto non si è ancora palesato al microfono del nostro Francesco Ratai. Abbiamo sentito il discorso del Ministro Guido Crosetto, il Ministro della Difesa al Bo a Padova questa mattina. Allora vi racconteremo questa sera se ci sono ulteriori cose che avrà detto sia sul tema della guerra ed eventualmente anche sul tema del terzo mandato. Adesso è il momento invece della pubblicità, torniamo fra poco con Ecovisioni. Allora rieccoci, è la penultima puntata della stagione di Ecovisioni. Allora intanto io saluto e ringrazio come sempre il nostro Andrea Ferrazzi. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Allora, ospite oggi molto importante, di calibro, lo avevamo anticipato all'inizio della nostra prima edizione perché è stato tra le altre cose Ministro dello Sviluppo Economico nel governo Monti. Allora, siccome oggi parliamo di finanza e sostenibilità, se questa equazione è davvero possibile, lo facciamo e lo ringraziamo per essere con noi. Corrado Passera, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Corrado Passera oggi è fondatore e amministratore delegato di Illimity, gruppo bancario Illimity. Allora le chiedo come primissima cosa, come facciamo sempre con i nostri ospiti, si può spiegare cos'è Illimity ai nostri telespettatori? Illimity è una bella banca, una banca che abbiamo creato poco più di 5 anni fa per dare credito alle piccole e medie imprese, quelle che crescono, quelle che investono, quelle che fanno acquisizioni, quelli che magari devono fare ristrutturazioni, rilanci, riassetti, e in questo siamo riusciti. Poi ci siamo occupati per alcuni anni anche di cosiddetto credito distressed, cioè credito deteriorato, ma questa è un'attività che non facciamo più. È una banca che ha assunto a un certo punto 1 migliaio di persone, 1 migliaio di giovani soprattutto, persone che vengono da tanti settori, oltre 20, da tante nazionalità, anche in questo caso oltre 20, che ha puntato molto sulla tecnologia e che in un periodo in cui il credito alle imprese è sceso, perché in questi anni purtroppo il credito è sceso, noi anno dopo anno siamo sempre molto cresciuti. Allora, noi ci stiamo chiedendo oggi, ce lo chiederemo, ce lo siamo già chiesto in altre puntate, ma approfondiamo bene oggi il tema. Se davvero la finanza, il sistema finanziario italiano può aiutare a cambiare la visione finanziando le imprese in chiave sostenibile, e cioè a dire, mettendo proprio le parole molto chiare, se la finanza e la sostenibilità, questo concetto, questo connubio è una facciata o è davvero qualcosa di molto concreto già oggi? Allora, distinguerei finanza, che è un concetto molto vasto, dove ci sono investitori e attori di ogni tipo, dal credito, perché il credito è quella parte della finanza nella quale personalmente io credo molto e che può, per le cose che diceva lei, fare molto. Certamente se mi avesse fatto questa domanda 6 mesi fa sarebbe stato più facile rispondere,
perché era diventato negli ultimi anni molto di moda parlare di sostenibilità e tutti tiravano su questa bandiera vantandosi di essere dei portatori di questi valori. Io non ci ho mai creduto molto che così tante persone si fossero improvvisamente convertite alla sostenibilità. Io ci credo tanto. Dagli anni 90 faccio, scrivo delle cose nelle aziende nelle quali ho diretto per dimostrare quanto è rilevante e quanto è una responsabilità la cosiddetta corporate social responsibility. A un certo punto è diventata una grande moda, come è venuta se n'è andata, soprattutto dopo le elezioni americane dell'anno scorso c'è stato proprio una riconversione culturale da parte, soprattutto nel mondo anglosassone, meno fortunatamente da noi in Europa e ancora meno devo dire in Italia. Quindi le devo dire che tanta gente, quindi tanti operatori forse non ci hanno mai creduto o ci hanno creduto poco o l'hanno usato come strumento di marketing. Ci sono delle aziende, delle banche, tante, e sicuramente anche parecchie italiane, tra cui noi, che ci credono fino in fondo e che credono che il profitto ovviamente sia una condizione necessaria per ogni impresa, ma che essere responsabili anche in termini ecologici, sociali e di governance sia un dovere ineludibile. Razzi, ecco, come dice Passera, dunque c'è questa moda che però è finita e allora adesso davvero ci sono soltanto quelli che ci credono. La conversione, diciamo, del mondo anglosassone, e mi viene da pensare ovviamente anche al mondo americano, il concetto di sostenibilità come paradigma per l'economia mondiale è ancora vero oppure no, Ferrazzi? Ma questa era una frase che aveva utilizzato addirittura l'amministratore delegato di BlackRock, quel grandissimo gruppo di investimento, forse il più grande a livello internazionale, che investe in maniera trasversale su paesi, settori e via dicendo. Che ci sia un elemento, diciamo, di moda, lo è assolutamente, come tutti i fenomeni sociali, economici in generale. Ma la questione vera è chi sta avversando il concetto di sostenibilità ha qualche proposta alternativa? Perché quello che stiamo vedendo dinanzi ai nostri occhi è qualcosa di tutto inedito nella storia dell'umanità, non solamente nella storia dell'Occidente o nella storia del capitalismo. E cioè un fenomeno potentissimo che sta mettendo a rischio la struttura della nostra anche base economica. E tutti i dati di qualsiasi ente, privato o pubblico, a livello locale come a livello internazionale, raccontano che il costo dell'inazione è assolutamente enorme e ingestibile, talmente alto che ormai tutti i governi stanno pensando, per esempio, di costringere ad assicurare i privati rispetto ai danni degli eventi estremi ormai ordinari di carattere meteorologico. L'ASVIS insieme alla Oxford School of Economics ha fatto uno studio molto approfondito su questo, valutando proprio quali sono i costi dell'inazione, e lo dimostra in maniera plastica. Il costo dell'inazione a fronte del cambiamento climatico in corso comporterà la perdita da qua al 2050 di un sacco di punti di PIL, ma no pochi, verso il 20-25%, cioè una guerra mondiale, un cataclisma tipo Covid ogni anno, cioè di questo stiamo parlando. Cioè la questione è superare le mode, certamente c'è sempre una questione di moda, no? Di chi non ragiona e rincorre quello che sta avvenendo, rincorre la superficie, fa il surfista, ma qua si tratta un attimo di fermarsi e andare in profondità, di cogliere davvero i cambiamenti strutturali, quelli che stanno orientando e orienteranno il mondo sempre di più. Allora, semplicemente il costo del cambiamento climatico è un costo che anche dal punto di vista economico non è sopportabile dalle nostre appunto economie. Le inondazioni, i venti, le tempeste, gli uragani, il microclima e il grande clima di tutto il Mediterraneo che ormai sta crescendo nelle temperature in maniera assolutamente marcata. 4 settimane fa il governo francese ha definito il proprio piano di adattamento climatico stimando la crescita della temperatura nel bacino mediterraneo non di 1,5 o 2 gradi, ma 4 gradi centigradi.
e vuol dire un cambiamento strutturale, vuol dire per esempio che il nostro paese, soprattutto il sud d'Italia, avrà una siccità cronica, tanto è vero che ormai i finanziamenti vanno sempre di più alle aziende agricole del nord Italia e quelle in altura, e potremo continuare. Allora, il fenomeno di cui stiamo parlando purtroppo non è una questione di moda passeggera, ma è un fenomeno strutturale al quale va data una risposta di carattere strutturale. Passa, d'accordo? Ferrazzi, scusi, interrompo un attimo. Ferrazzi ha detto esattamente quello che è, che poi stiamo parlando di un'emergenza, che dobbiamo evitare e di cui dobbiamo gestire le conseguenze. Ho usato la parola moda per dire che alcuni, purtroppo molti, sono saltati sul concetto della sostenibilità, però sono altrettanto scesi da quel concetto abbastanza velocemente, mentre dobbiamo in ogni modo, attraverso sia le aziende ma molto anche attraverso la politica, fare in modo che questa emergenza venga affrontata. Scusi, l'ho interrotto. Ma guardi che ma lei ha perfettamente ragione, infatti non riprendevo la sua parola riferita ad altri, cioè quando sì, perché ha certo. perfettamente ragione. Trump è uscito dall'accordo di Parigi, Trump è uscito dai 17 obiettivi delle Nazioni Unite, dicendo che i 17 obiettivi sono contrari all'interesse della popolazione statunitense. Voglio ricordare che il primo obiettivo delle Nazioni Unite, i 17, non è la sostenibilità ambientale, ma è la lotta contro la povertà. Il secondo è la lotta contro la fame. Il terzo è un sistema sanitario che funzioni e il quarto è un sistema di istruzione universitaria e di ricerca che funzioni. Cioè stiamo parlando delle basi delle società liberali del diritto, le basi del benessere collettivo. Allora lei ha perfettamente ragione, siamo assolutamente d'accordo su questo, che c'è chi è sceso da questa linea. Il tema vero sarebbe domandare a costoro ma che mondo stanno immaginando, e queste scelte, secondo me scellerate, quale mondo costruiranno? È proprio, scusi, la interrompo di nuovo, dopo giuro che non la interrompo più. Meglio così, è proprio questa la domanda, e purtroppo questi maledetti non hanno la risposta, ma non interessa loro averla. Questi sono interessati al brevissimo termine, all'interesse loro privato, personale, diciamo così, o politico immediato, e a quella domanda che tutti noi abbiamo la responsabilità di farci e di fare, non rispondono proprio. Cioè ti rispondono dicendo, ma lo sappiamo tutti, e non è che dica sia io a dirlo, ecco, che nell'immediato il costo di fare quelle cose che tutti noi proponiamo per evitare il disastro ecologico sono troppo alti, per cui nell'immediato c'è un costo che loro non vogliono sopportare e se ne fregano del futuro. Ecco, allora questo è importante perché ci porta a un'altra domanda, Passera, vengo da lei. Allora, siccome poi si punta, no, questo spettro, costa troppo la transizione, la sostenibilità costa troppo. Allora io sono una piccola media impresa, voi giustamente diceva lei, ci occupiamo molto di credito alle piccole e medie imprese che poi sono il tessuto connettivo della nostra nazione, non solo della nostra regione qui in Veneto e del nord-est. Io sono una piccola e media impresa, sono terrorizzato dai costi della transizione ecologica. Allora cosa possono fare le banche per aiutare queste piccole e medie imprese, oppure c'è il rischio che i rating di sostenibilità siano più un ostacolo che un aiuto? Allora, tema importante, perché nella domanda certe volte quando ti fanno questa domanda c'è come implicito che la transizione ecologica sia una specie di lusso che si potrebbe anche fare a meno di fare. Se è vero quello che ci siamo detti prima sull'emergenza climatica, evidentemente non lo è, ma a parte quello, quando parlo con le imprese, che trovo spesso molto sensibili a questi fatti, allora innanzitutto se tu non sei a posto, almeno in prospettiva, sulla tua transizione energetica, ecologica, ambientale, tu esci dalle filiere produttive nel quale magari sei. Cioè sempre di più, se tu non sei a posto con l'ESG, ma soprattutto con la parte ecologica, tu perdi mestiere, perdi business. Secondo, per le regole e per le norme che ci siamo dati come Europa, come Italia, e giustamente ci siamo dati, se nel tempo tu non ti adatti come azienda
a fare ciò che serve per essere in linea con le regole dell'ESG, tu perdi credito o tu hai maggiore difficoltà a prenderlo. Quindi è una specie di necessità positiva, perché poi invece vuol dire far parte di, se fai le cose per bene sei nelle filiere migliori, se fai le cose per bene puoi più facilmente ottenere credito, e non a caso poi le aziende migliori e le aziende più performanti sono anche quelle che hanno i migliori rating di sostenibilità. Dobbiamo e abbiamo come banche una grande responsabilità, perché dobbiamo aiutare in questa transizione e non soltanto favorendo i settori che verdi sono già, ma soprattutto, perché la maggioranza delle PMI italiane, facendo in modo che i tanti settori e le tante aziende che ancora verdi non sono, procedano gradualmente ma decisamente e con le risorse adeguate nella direzione di diventare verdi o comunque di diventare sostenibili dal punto di vista ambientale. Faccia conto che se uno oggi, ma è giusto che sia così, insomma, è proprio al di fuori di ogni regola dal punto di vista ambientale, proprio non inizia neanche l'analisi di credito. Quindi diciamo che i parametri, me lo conferma lei, i parametri di accesso al credito sono cambiati in questi anni, in questo periodo? Non è più solo l'affidabilità, diciamo, economica dell'azienda, c'è altro, c'è bisogno di altro? Certo, sono cambiati in parte, perché naturalmente non dobbiamo neanche essere estremisti dall'altra parte. Un progetto, un'azienda si valuta innanzitutto sulla sua sostenibilità finanziaria, economica, tecnologica, strategica, insomma sulla sua portata imprenditoriale. È chiaro che oltre a questi criteri, che rimangono rilevantissimi, perché se non c'è la sostenibilità dell'azienda in quanto tale o del progetto in quanto tale, è inutile parlare di rating di altro tipo. Però si aggiungono in maniera determinata, in maniera molto rilevante, anche questi aspetti di responsabilità o di sostenibilità sia ambientale, sia sociale, sia di governance, dove la parte ecologica, ambientale la fa da prima, insomma, da più importante di tutti. Ecco, forse poi è stato anche un errore mettere insieme nell'ESG tutte le norme, tutti gli obiettivi riguardanti sia la I che la S che la G. Comunque, confermo, oggi è rilevantissimo nella valutazione del credito anche l'aspetto della E di ESG. Ecco, anche perché Ferrazzi, poi ci sono i mega trend, no, degli investitori che vanno verso una direzione così ben specifica, ben chiara a livello internazionale. Diciamo che a livello internazionale ci sono dei mega trend che sono quelli delle trasformazioni in corso e soprattutto sono quelle che noi dobbiamo studiare pensando al futuro, perché manca del tutto l'analisi a partire proprio dalla politica, da chi dovrebbe avere delle responsabilità istituzionali, delle analisi che guardano non solo all'oggi o al brevissimo periodo, ma che guardano al domani o dopodomani, che guardano ai decenni o almeno a 10 anni. Manca proprio la visione del futuro, manca il luogo in cui noi immaginiamo che Italia vogliamo, che Europa vogliamo, che globo vogliamo da qua a 10 anni, e di conseguenza ci organizziamo tutti insieme per cercare di raggiungere quegli obiettivi. È veramente invece una rincorsa, come dire, al consenso quotidiano, no? Di brevissimo periodo, che poi è il modo migliore per cadere tutti nel burrone. I megatrend sono quelli legati ai grandi fenomeni in corso, sicuramente la grande rivoluzione tecnologica, in particolare quella digitale e quella della transizione ecologica. Sono due macrofenomeni, volenti o non volenti, sono in corso. Ci sono due modi fondamentalmente per trattarli: o si fa finta che non ci siano e si subiscono, e quindi si regredisce, si creano le condizioni di un impoverimento di sistema, di perdita di posti di lavoro, di competitività e via dicendo, oppure si cerca di guidare i processi, e questo bisogna fare, e per guidare questi processi la scala minima è quella europea. I patriotti sono gli europeisti, come ribadisco da tempo. Poi c'è tutta la questione del cambiamento climatico, di cui abbiamo accennato adesso, e la questione dello sviluppo demografico assolutamente non uniforme sulla scala planetaria, e lei pensi semplicemente come questo è legato al consumo delle risorse.
la qualità della vita legata anche all'innalzamento dell'età media nei nostri paesi, nei paesi occidentali, l'invecchiamento dell'Italia, questo è un fenomeno grave, molto grave da ogni punto di vista, e contemporaneamente invece paesi che stanno crescendo di popolazione in maniera marcatissima. L'Africa nel 1950 aveva 250 milioni di abitanti, nel 2050, 100 anni dopo, avrà 2 miliardi e mezzo di abitanti. Non saranno le singole barchette che opponiamo a queste migrazioni, bisogna risolvere i problemi, perché altrimenti non ce ne sarà per nessuno. E poi la grande questione, per esempio, dell'urbanizzazione. Ormai il 50% della popolazione mondiale vive nelle città, a breve sarà il 70%, si pone il tema di una grandissima trasformazione urbana che passa attraverso finanziamenti pubblici e privati, nel modello della rigenerazione urbana. E noi non siamo capaci di farlo in Italia, si chiacchiera molto di rigenerazione urbana, ma bisogna ripensare tutto l'aspetto normativo e di coinvolgimento nei privati all'interno di progetti pubblici di grande qualità. Allora, abbiamo parlato di aziende, stiamo parlando di aziende che guardano al futuro, poi torno da Passera, ma volevo chiederle, perché ho letto recentemente 2 definizioni che mi interessavano, volevo capire di cosa si trattava, anche se diciamo che a orecchio sono abbastanza comprensibili. Da una parte le aziende rigenerative e dall'altra le aziende locuste. Allora, le aziende locuste, la locusta sappiamo, no? È il flagello, diciamo, dell'immaginario collettivo che consuma tutto e non lascia nulla dietro di sé. Qual è allora questa dicotomia tra aziende rigenerative opposte alle aziende locuste? Ma sono 2 modi di intendere totalmente diverse le aziende. Le aziende rigenerative sono le aziende che hanno fatto un salto qualitativo importante, che hanno capito fondamentalmente che sono all'interno di un ecosistema economico e che se l'ecosistema economico salta, saltano anche loro. D'altro canto, sai, è molto semplice capirlo. Se tu sei un'azienda ma non hai attorno a te un sistema di trasporti adeguato, una filiera produttiva adeguata, un sistema di formazione di università e di ricerca adeguato, un sistema fiscale adeguato, una burocrazia snella e via dicendo, puoi essere il genio del mondo, ma non troverai mai le soluzioni, no? E quindi bisogna creare ecosistemi economici, e all'interno di queste le aziende rigenerative sono quelle che nel loro piccolo hanno fatto un doppio salto di qualità, cioè non sono più semplicemente le aziende filantropiche e nemmeno semplicemente quelle che hanno immaginato giustamente la responsabilità sociale di azienda, come si chiama, ma sono quelle che hanno capito che respirano col territorio, quindi loro crescono se cresce il territorio e viceversa. E quindi sono quelle aziende che creano beneficio sia per gli stakeholder e tutti i portatori di interesse e contemporaneamente anche per gli azionisti, no? Gli shareholders. E sono quelli che si basano sulla sostenibilità, cioè quando io intendo sostenibilità, vorrei ribadirlo, noi non intendiamo il concetto solamente di un ambiente, di tornare a un verde bucolico, non è questo il tema. Il tema è una sostenibilità sociale, economica e ambientale. Bisogna tenere insieme tutte queste cose ed è l'unico modo per creare uno stabile vantaggio competitivo, tra l'altro, sia a livello aziendale che di macro aggregati, quindi diciamo di politiche economiche di livello superiore. Capendo, e chiudo, che io credo peraltro che proprio un modo per creare la competitività sia quello di sviluppare la sostenibilità. Cioè non solo non c'è contraddizione tra questi 2 termini, ma d'altro canto i dati lo raccontano, le aziende che sviluppano una sostenibilità sana sono quelle che lavorano in competitività, e i paesi che sviluppano politiche di sostenibilità, come abbiamo detto, sono paesi che stanno crescendo e cresceranno in maniera appunto stabile nel tempo e durevole. Il concetto è un concetto che abbiamo tante volte affrontato e che oggi ribadiamo in modo molto concreto, e cioè che la sostenibilità, come diceva Ferrazzi, non è soltanto una questione di ambiente, certamente fondamentale per sopravvivere, per la nostra sopravvivenza, ma conviene economicamente non solo a noi singoli cittadini, conviene davvero a tutti a livello economico, perché forse qualcuno lo capisce e lo recepisce soltanto così. Allora Passera, torno da lei. Le aziende che investono nella sostenibilità hanno anche una maggiore competitività nei mercati esteri, e le banche, il sistema bancario li aiuta in questo, li sta aiutando in questo? Mi associo totalmente a quello che ha detto Ferrazzi. Essere aziende dimostratamente sostenibili, cioè rispettose degli obiettivi e dei parametri ESG, ti
ti permette, come dicevamo prima, di essere scelto prima di altri nelle migliori filiere, oggettivamente di avere credito più facilmente e di qualificarti sul mercato o su certi mercati, perché poi non è che poi sia tutto uguale, ma io ho visto e ho vissuto anche in quest'ultima esperienza che stiamo vivendo in Illimity, se tu sei un'azienda che dimostratamente non pensi solo al breve, non pensi solo, anche se ci pensi ovviamente al profitto, ma non pensi solo a quello, tu riesci ad attirare persone di grande qualità. Perché molto spesso questo, cioè poter lavorare in un'azienda che ha obiettivi come quelli di cui stiamo parlando, motiva moltissimo persone a venirci, a starci, a impegnarsi, a mettere tutto se stesso e non soltanto, diciamo, del tempo della propria vita a fronte di uno stipendio, perché ci si sente parte di un progetto. Quindi anche dal punto di vista proprio dell'interesse e della gestione, avere un approccio come quello che stiamo discutendo in questa trasmissione viene utile alle aziende. Ovviamente dobbiamo anche non esagerare, perché un eccesso di regole in campo ESG, in campo sia ambientale che di responsabilità sociale e di governance, possono diventare invece un limite, un elemento di non competitività a livello proprio europeo o nazionale, ma adesso parlo soprattutto a livello europeo. Quindi dobbiamo avere la saggezza di non esagerare o di accelerare in maniera eccessiva, perché poi ci si porta dietro la reazione, come sta avvenendo addirittura in segno opposto. Non dobbiamo perdere assolutamente di vista queste responsabilità ineludibili che alla fine, come diceva lei e come diceva Ferrazzi prima, diventano anche elementi di competitività da parte delle aziende. Ferrazzi, quindi bisogna un po' semplificare, si dovrebbe semplificare un po' i criteri di sostenibilità, e in tutto questo l'Europa c'entra qualcosa? Assolutamente. Noi rischiamo di creare il paradosso di un sistema insostenibile per raggiungere la sostenibilità, no? E dobbiamo snellire, dobbiamo consentire alle aziende, soprattutto quelle piccole, ma a tutto il sistema, di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Se c'è stato un limite nel Green Deal complessivo, Next Generation EU e tutto quello che ne è derivato, che è una strategia assolutamente fondamentale, ma dal punto di vista metodologico è quello di aver dato giustissima enfasi agli obiettivi, ma non adeguata enfasi a come raggiungerli. Il metodo per raggiungere gli stessi e soprattutto il coinvolgimento preventivo degli attori, anche quelli economici, che si sono trovati spesso obiettivi anche sacrosanti ma calati dall'alto, e spesso proprio perché non sono codefiniti e non si sono definiti i percorsi per raggiungerli, non sono più obiettivi perché non sono semplicemente raggiungibili. E Corrado Passera sa molto meglio di me che un obiettivo, per essere tale, deve essere raggiungibile. E allora dobbiamo essere molto pragmatici da questo punto di vista, immaginare un percorso di raggiungibilità, di accompagnamento, spiegando che le transizioni sono complicate, cioè, come abbiamo sempre detto, la transizione ha in se stessa delle contraddizioni, delle tensioni da ripianare, quindi c'è bisogno di istituzioni guidate da statisti, se possibile, non da persone che guardano solamente al proprio tornaconto personale, e da aziende che lavorano appunto nel lungo periodo, non solamente speculative nel breve periodo. Il combinato disposto di queste due cose è assolutamente necessario. Anche perché poi, come diceva lei, poi si presta il fianco agli attacchi politici di comodo. Allora, Passera, siamo davvero alla fine, ma volevo chiudere con lei, visto che Ferrazzi prima ha citato una definizione di sostenibilità di BlackRock, che è una società globali di gestione degli investimenti. Allora, queste società globali di gestione degli investimenti, noi come le dobbiamo inquadrare in tutto questo discorso che abbiamo fatto? Questi elementi che orientano il mercato positivamente, negativamente, come li dobbiamo inquadrare questi soggetti?
Allora, questo ci porta a un discorso impegnativo e vasto, anche se lo risolviamo in poche frasi. Il nostro sistema in generale, il nostro sistema economico, che ha tanti pregi e probabilmente è il migliore possibile, quello dell'impresa privata, del mercato regolato e del mercato regolato, oggi mostra parecchi difetti. Uno dei difetti è quello che facilita o non evita concentrazioni di potere enorme. Lo viviamo meno a livello europeo, e infatti siamo usciti da quasi tutte le graduatorie proprio perché abbiamo ancora un rispetto per il cosiddetto antitrust, poi magari eccessivo. Ma a livello mondo vediamo crearsi delle posizioni fortissime, probabilmente eccessivamente forti, e in tutti i campi, adesso lei parlava del mondo finanziario, ma potrebbe valere per il mondo tecnologico, ci dimentichiamo la finalità dell'antitrust, proprio quello di evitare che ci siano posizioni di potere così forte sul mercato da rendere poi più difficile l'innovazione, la nascita di nuove aziende, e poi, come sappiamo, quando il potere economico è troppo concentrato, sborda nella politica e i risultati sono sempre molto rischiosi. Venendo alla sua domanda e chiudo, non si può dire che tutti gli operatori, i grandi operatori di asset management, che sono quelli a cui lei si riferiva, hanno tutti le stesse politiche. Certamente da portabandiera della sostenibilità, quasi portatori di questo messaggio alle aziende di cui prendevano partecipazioni, oggi il loro calore è molto diminuito, la loro responsabilità è molto diluita, e questo è una responsabilità grave che si stanno prendendo. Quindi anche il singolo che poi deve dare i suoi soldi in gestione, io spero terrà conto delle posizioni che vari di questi operatori, ma non solo i grandissimi, poi scendendo anche a quelli grandi, medi e medio-piccoli. Ecco, scegliere il tuo gestore anche in funzione della chiara responsabilità che questo operatore si prende nei confronti delle responsabilità sia ecologiche che sociali, alla fine è una responsabilità di tutti, perché certe volte sì, diciamo che cattivo quello lì, però gli do i soldi, ecco, male faremmo. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie allora, grazie davvero a Corrado Passera, grazie e buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Ferrazzi, per l'ultima parola a lei come sempre, grazie. Solo per chiederle la prossima, che è l'ultima puntata della stagione, di cosa parleremo? Andremo all'aperto, andremo nei colli dell'Appennino di Reggio e presenteremo, anzi saremo presenti alla presentazione di un bellissimo progetto che si chiama Vivi Appennino, un progetto straordinario, un progetto di turismo integrato che vuole rivitalizzare l'Appennino nel concetto proprio di un turismo sostenibile, quindi vuole proporre l'Appennino a tutto il mondo. In questa chiave di lettura sono 1400 comuni che si stanno mettendo insieme, che stanno deliberando nei loro consigli comunali la partecipazione a questo progetto, 10 parchi nazionali, 30 parchi regionali, che presentano al mondo un turismo lento, un turismo di qualità, un luogo straordinario anche per rivitalizzare i cosiddetti luoghi secondari del nostro paese, le cosiddette aree interne, che spesso vengono impoverite perché mancano anche le iniziative economiche, quindi le persone scendono a valle, scendono nelle città, con tutte le conseguenze negative che questo comporta. Quindi sarà un bel momento di festa e di racconto di questa straordinaria esperienza. Benissimo, allora grazie ancora, a venerdì prossimo, vi lascio al meteo, al documentario Borgo Italia, e poi a proposito di sociali, di economia, il regista per eccellenza che racconta questo, Ken Loach, con Io, Daniel Blake, è il film dalle 2:30 in poi. Arrivederci.